È così che si vive qua a paura, caro. Il giorno dopo la paura non è ancora passata all'Eurospar di Via Veneto a Vigonovo di Salgareda. Ieri verso le 17:30 tre banditi armati e incappucciati sono entrati nell'esercizio urlando e minacciando le cassiere. In pochi attimi si sono fatti consegnare circa 3.000 euro. Poi sono fuggiti all'esterno dove li attendeva un complice in auto. Una rapina del tutto simile a quella avvenuta nel pomeriggio di lunedì al supermercato Conad di Ponzano Veneto. Per alcuni clienti sarà difficile dimenticare. Era qui una signora con una bambina e la bambina non ha mai dormito appunto per questo, no? Per quello che ha visto. Market e negozi sotto assedio a Salgareda non sono una novità. In paese la paura non è mai cessata, come racconta il gestore del negozio di telefonia nella via principale. Già mi sono venuti a rubare 3 volte in negozio, hanno fatto 3 spaccate. L'ultima volta che sono venuti? L'ultima volta circa 6 mesi fa. La cartoleria e tabacchi a pochi metri di distanza ha subito 4 furti. La penultima volta con un fuoristrada hanno sfondato la vetrina. Il 6 novembre l'ultima visita. Hanno buttato giù tutta la vetrina con una mazza e hanno approfittato perché non c'era nessuno. Nemmeno i morti sono lasciati in pace, come ci ha confermato al telefono il primo cittadino Vito Messina. Il mese scorso nel cimitero del capoluogo hanno rubato le grondaie delle cappelle private e i portafiori in rame, per poi passare venerdì scorso a razziare tutto il prezioso metallo nel cimitero della frazione di Campo di Pietra. Ma ad essere allarmati non sono solo gli esercenti, anche le case hanno subito furti di ogni genere. Sono passati, si dormiva in tutte le camere da letto. Ci hanno portato via tutto quello che hanno voluto. Chiediamo più sicurezza, sì, che ci siano più controlli magari ad una certa ora di sera. Bisognerebbe che le forze dell'ordine avessero la possibilità di agire meglio ancora. Speriamo in un controllo sempre più tempestivo delle forze dell'ordine e un monitoraggio con le telecamere.